Ha aperto la stagione 2019 del salto ad ostacoli la prima tappa della Winter Cup che si è tenuta al centro equestre del Veneto nei giorni di sabato 19 e domenica 20 gennaio. Buona la presenza di cavalli al concorso indoor ospitato nella storica struttura di Mogliano Veneto, il centro affiliato FISE fondato nel lontano 1973 e riconosciuto come scuola d'eccellenza per la preparazione delle 3 specialità olimpiche, completo, dressage ed appunto salto ad ostacoli. A farla da padroni i cavalieri di casa, che si sono imposti in numerose categorie. A vincente la gara della C115 di domenica, che ha visto i primi 3 classificati divisi solo da pochi centesimi di secondo. Dopo gli ottimi percorsi netti, alla fine a prevalere è stata Lorella Ferrazzo su Calausa dei Cavalieri del Piave, che ha preceduto di 26 centesimi Emma Ruffo e di 30 centesimi Esther Sensini, entrambe Amazzoni Portacolori CEV. Nella C130, categoria speciale a fasi consecutive, ha vinto Nicole Manao su Patriot, davanti a Claudia Ferraro e Lorenzo Calabrò, mentre nella categoria C125 misto ha prevalso Niccolò Manente, che ha preceduto Maddalena Marella e Giada Faggiani. Un ottimo inizio di stagione questa prima tappa della Winter Cup, con un buon livello dei cavalieri in gara che fa ben sperare per la crescita di questi giovani atleti e per lo sviluppo del movimento equestre del Veneto. Prossima tappa della Winter Cup il 2 e 3 febbraio, sempre al centro equestre del Veneto.